è presidente dell'Associazione Casa della Speranza Don Angelo Ginex di Agrigento, Calogero Gelo, esprime delle riserve nel merito della gestione della storica Opera Pia Barone Mendola Boccone del Povero a Favara, dove è da tempo ospite una zia della moglie dello stesso, Calogero Gelo. C'è un discorso di fondo che le suore che sono arrivate da qualche tempo, insomma, suore straniere che magari in Italia hanno studiato, hanno imparato la lingua italiana, insomma, sono inserite in questo contesto, e queste sono le suore della congregazione Serve dei Poveri, la cui sede centrale è a Roma. Per cui queste suore hanno messo in campo un'iniziativa per mandare a casa tutti i ricoverati, queste vecchiette anziane che sono là da anni istituzionalizzate, per cui hanno scritto alle famiglie dicendo che l'istituto era pericolante, inagibile, e si dovevano smobilitare le persone perché si dovevano fare questi lavori, perché poteva essere pericoloso per l'incolumità di queste stesse persone. È un'iniziativa che peraltro ha avuto un seguito attraverso una manifestazione di protesta che hanno fatto i cittadini di Favara, che hanno anche loro i loro congiunti là ricoverati da anni. Qui parliamo di una cosa che è stata realizzata nel 1892 in pratica, non è una cosa così recente, quindi è un grande istituto che annette anche al suo interno di tutto questo caseggiato di immobile anche una chiesa. Bene, dico, noi abbiamo esternato delle proteste anche perché siccome l'indole era proprio di accudire queste persone, nel caso specifico di questa zia, questa è stata ricoverata là parecchi anni fa, anche con la condizione che poteva pagare un X somma che in ragione dello scopo, della finalità dell'istituto, loro hanno ritenuto compatibile con appunto come retta. E adesso si pretende magari qualche cosa in più rispetto alla retta corrispondente alla pensione. L'auspicio da parte sua è che si ritorni in un certo qual modo, se non alla gestione precedente, nel senso fisico del termine, quantomeno alle modalità di gestione precedenti. Ma guardi, l'auspicio è che questa istituzione assolve il suo compito come l'ha sempre assolto, cioè di badare alle persone che si trovano in uno stato di bisogno. Questa non è un'istituzione che nasce, che si finalizza per uno scopo di business.